quanto io potevo a Boccino, Tony e Annatoli che non stavano con me. Ma questo gli ritiro l'occhio, La compagna pure sua, dice se ne ero io, tu con papà al capogruppo, ti ho dato il 50% dei 3 milioni e 250 al mese fatturato, fai 1,7 milioni al mese fatturato, ti fai una marea di requisiti, cioè un appalto. Catania è il primo comune d'Italia, perché sarebbe il secondo dopo Roma, ma Roma è pubblica, perciò gare private come Catania non ci stanno in Italia così grosse, 350.000 abitanti, perché chi è grosso sono pubbliche, come l'Ama. Perciò questo mi pareva vero, se ne eravamo noi, ma quando vinceva, da solo non la vinci sta gara. Se la facevo da solo. Fazio, mi dica. Allora, ascolti una cosa, loro intervengono alle 21, non ce ne scrive a disservizio, la prego. Mi scusi, non ce ne scrive a disservizio. Fazio, non ce ne scrivo, ma io sponde e ancora per sto materiale a cacca. Lei, niente, lei se ne assumo io la responsabilità. Ma attacco non è mia, lei che dice? Attacco non è mia, non si preoccupi, non ho rubato soldi io. Nelle manco io, scusi, allora ora io avanti a sti cristiani che ho combasso fatta, combasso lo pazzo. Quale combassa? Davanti a chi, scusi? Davanti a tutta la gente che ci sono, sia all'ispettore di polizia, sia ai colleghi del travaglio, che faccio ora? Ma che ti dico del servizio che faccio? No, mi scusi, ma il disservizio, mi perdoni, ascolti una cosa, mi perdoni. Prego, dica. Io ci devo spiegare una cosa, se io devo andare sulla legalità, quella è un'area, giustamente, che è privata ad uso pubblico. Dottore, questo qua è un'area privata ad uso pubblico, però è ancora tutto da verificare, perché non sappiamo se è privato o non è privato. L'ho capito, mi ascolti, mi sta assicurando una persona che alle 21 lo fa, alle 21 ci vado io a vedere, e poi ci faccio le foto, io ci vado, lei estratti tutto, ci vado io alle 21, e ci faccio le foto e glieli mando io le foto a te. Ho visto un Restino quando è infame, io priro su una cosa sola, Restino, oggi io non ci voglio essere, un signore attento. E ci capita io proprio... Non si preoccupa che non succede niente, ci sono io. Invece a proposito di soldi, quello mi ha chiesto un computer, che devo fare? Chi è? Orazio. Cazzo, un computer e un telefono. Ho detto, ma scusa, ma c'è una bella faccia di cazzo? Dice, no, mi serve per mio nipote. Scusa, Orazio. Ho detto, ma io dove cazzo te lo piglio il computer? Ho detto, aspetta un attimo, lo devo chiedere. No, non lo so questo, io stavo dicendo un computer. 6.600 euro, scusa. Questo chiede sempre, io che cazzo ne devo dire? Non mi legislatura, ti faccio la fattura, me l'ha detto, che devo fare? Te l'ho fatta vedere, mi pare, quanto è? No, non me l'ha fatta, me l'ha detto, io sapevo quella l'anno scorso. 6.000 euro, 5,8, non me lo ricordo, 6,7, ce la fa Viola. L'ho portata l'altra volta, è vergognoso però, Ecco, mi sono scordato, io dice, devi parlare con lui, fagli risolvere il problema del libro. Ok. Però è esagerato, Vabbè, mi è esagerato, Ma secondo lei anche che io glielo debba dire a lei, ma a me mi rode il culo? Sono 6.000 euro, e 5 l'altra volta quanto hai speso? L'anno scorso di più, qualche Fammi definire le santi. Queste cose lasciale stammi. Mi sono scordato a dirlo, passa tempo. Poi io gli dico, sistema la storia del libico. Se sistemi quella poi vediamo. No, fa passatempo. No. Tu fai rimbalza, poi devi chiederlo, lui deve chiederlo a me. No, devi chiederlo a me. Sono d'accordo. Fammi definire di un'altra cosa. A me mi deve risolvere il problema del libro, se me lo risolvono, io gli faccio pure questo. Cioè, via le carte e faccio a parlare, poi dici mi sono scordato a dirlo. Poi quando riviene io lo dico, punto. Perché Massimo è dubbio, questo senza dubbio. Lui ha detto tante volte, minchia Massimo non mi ha chiesto niente. Sì, infatti. Minchia non gli ha chiesto niente. Non gli ha chiesto niente. I figli da a casa. Minchia non gli ha chiesto niente. Io è un coglione. Io l'ho detto. Perché se poi la somma. Tony, gli ho detto, ma quanto tempo pensi che durerà sta casa? Infatti. Io fino a quando si laurea. 6 anni, 7 anni da. Una casa dopo. 800 euro misi. Quando? Una casa. Una stanza. No, sai, c'è sta parlando di tu. Sì, tu non niente sta parlando. E non su 20.000 euro l'anno? Infatti. Moltiplica il numero di anni.
moltiplica il numero di anni, già ne hanno passato, già ne hanno completo ufficio, già pure